La rotonda è un grande sogno ideale, perfetto, che quando ha dovuto necessariamente scalarsi, diremmo, nella realtà effettiva, scendere sul cocuzzolo di quella collina, ha dovuto scendere ad alcuni compromessi. Per esempio, trovare il modo di arrivare ai servizi direttamente dal terreno circostante. La rocca risolve questi problemi perché questi problemi sono stati pensati prima di costruirla e dopo passa, più avanti nella concezione. Dobbiamo pensare che, nella mia immaginazione, mentre la rotonda è ancora, espressione di un universo che chiamerò nella sua chiusa perfezione tolemaico, invece la rocca ha già capito, il costruttore della rocca ha già capito che il mondo si è aperto e che dalla concezione chiusa tolemaica siamo passati alla concezione copernicana, che poi sarà la concezione di Keplero, cioè che il mondo, che l'involucro del mondo ha rotto la sua chiusa perfezione per dilatarsi. Direi che il rapporto, con la natura è completamente opposto, perché la natura che circonda la rotonda viene dalla rotonda, in un certo senso, come posso dire, monumentalizzata, Cioè nella natura che è informe, che non ha un suo principio razionale costruito, viene appoggiato, viene inserito un elemento, perfettamente razionale che esprime la presenza dell'uomo. Quando invece noi entriamo alla rocca, che sembra invece così chiusa di fronte alla natura e al paesaggio, noi troviamo che attraverso le grandi finestre, le grandi serliane che si aprono, è vero, l'edificio è aperto verso la natura e va dentro la luce, l'aria, va dentro nella natura. Il salone centrale della rotonda è chiuso perché solo attraverso le 4 porte, che tra l'altro all'inizio non avevano i cancelli vetrati che hanno adesso, e solo quella luce che scende dall'alto, cioè un luogo per meditare, dove l'intelletto si chiude a meditare con se stesso, estraniandosi dal mondo, come una specie di buon ritiro. Ma nella rocca questo non è possibile, perché la luce, l'aria e il paesaggio entrano da tutte le parti, Cioè la investono, la corroborano, l'uomo è dentro nel mondo. Nella rotonda c'è una forza centrifuga, nel senso che quando lei è al centro, siccome la sala centrale è in sostanza chiusa, buia, perché c'è soltanto questa luce dall'alto e vede unicamente attraverso i cannocchiali laterali, vede unicamente la luce molto limitata, in un certo senso, delle 4 porte, è spinto. Chi è dentro è spinto in un certo qual modo a uscire, a guardare dai pronai poi il paesaggio. Questo non avviene nella rocca, dove, stando al centro, tu non senti il bisogno di spostarsi verso l'esterno, perché l'esterno entra nell'interno, e in un certo senso c'è anche una forza centripeta nella rocca, perché la sala centrale non ha un perimetro cilindrico unito, ma ha delle nicchie, e queste nicchie movimentano, l'ambiente, movimentano lo spazio e tendono a accentrarlo, anche perché la cupola della rocca è percorsa da quelle nervature che poi lo Scamozzi porterà allo spasimo, direi, nell'interno della cupola di San Gaetano.